Ci siamo alzati presto per avere questa emozione, per riprendere una corsa fatta anni fa, molti anni fa, con treni simili e francamente per far vedere a quelli di oggi che treni avevamo e come ci si muoveva 40 anni fa o giù di lì, insomma. Mi ricordo quando lo prendevo io che ero piccolo, ragazzino insomma, che andavo a scuola a Udine ed erano già questi vagoni chiamati 100 porte. Il treno storico è per questa linea un'occasione di rilancio molto importante. Bisognerebbe che si affiancasse naturalmente tutto il resto, e cioè un rilancio completo riaprendo il traffico anche nella tratta tra Maniago e Gemona, perché potenzialità ne ha enormi. Moltissimi non sanno per esempio che di fianco a questa linea c'è una pista ciclabile lungo tutto il percorso, da Gemona fino a Sacile, che è l'FVG3. È una cosa indispensabile per riuscire veramente a sfruttare tutta la potenzialità turistica. Linea ferroviaria e a fianco ciclabile. Una bellissima esperienza, tutto nuovo per me. E sono felicissima. Lei le ricorda qualcosa a questo treno? Sì, ho voluto prendere questo treno per ricordare il mio papà quando partiva per la Francia a lavorare. Facevano 10 mesi in Francia e la mamma lo accompagnava giù da Anduins fino alla stazione di Forgaria. Metteva la valigia nella gerla e veniva giù per le scorciatoie, lo accompagnava il papà a fianco, in silenzio con la sua borsetta e il suo impermeabile, in silenzio muto perché era triste da morire. Nessuno dei due parlava, aveva una malinconia terribile e questa cosa ce la raccontava sempre la mamma e mi è rimasta nel cuore. Allora oggi, prendendo questo treno, lo voglio ricordare con affetto. Sono dei posti passati adesso qua a Castelnuovo che con la macchina non passi, non li vedi se non passi proprio col treno. Sono posti anche suggestivi e dopo anche più avanti ci saranno posti da vedere molto bello. E dopo è rilassante, che si fa il giro piano piano così, è molto bello. We come from Filaco, Fiesta della Birra. È il primo viaggio storico che facciamo, viaggio regalo, mia sorella a me e mio cognato, regalo di compleanno. Un regalo di compleanno originale. Bellissimo, è veramente un viaggio nel tempo, un viaggio nel passato, nelle nostre terre soprattutto, dove abbiamo un po' il cuore, insomma abbiamo lasciato il cuore, io che sono andata ad abitare in Veneto. È un viaggio anche in mezzo alla natura e con questo treno così che ti riporta un po' ai ricordi dell'antichità, è veramente bellissimo. E poi anche con gli affetti, no? Con la nostra famiglia e anche con l'ospite speciale, no? Il primo viaggio anche per la cagnolina. Una delle rassegne storiche più importanti, la 346esima edizione di Sesta, Antica Fiera dei Cesti. L'importanza di questa manifestazione a livello regionale, non solo locale, viene testimoniata anche dal successo del treno storico, che ha permesso di riempire il treno con 250 partecipanti dopo pochi giorni, a dimostrazione che l'iniziativa del treno storico per tutta la regione è molto importante per uno sviluppo del turismo slow, ma si integra benissimo con quelle che sono le tradizioni dei nostri borghi. Polcenigo è anche uno dei borghi più belli d'Italia, uno dei 13 del Friuli Venezia Giulia, ha un sito UNESCO, il sito del Palù, che è un sito palafittifolo seriale, un sito UNESCO dal 2011 e dal 2014 uno dei borghi più belli d'Italia. Quindi mettere a frutto tutte queste peculiarità con la propria storia e la propria tradizione è fondamentale. Abbiamo coniato per Polcenigo il borgo della tradinnovazione, ovvero tradizione, innovazione e azione, nel senso recupero della tradizione però sempre innovando e mettendo in pratica le idee, perché molto spesso si innova ma non si mette in pratica. Ecco, noi nel nostro piccolo, il Polcenigo è un piccolo borgo di 3.200 abitanti, però ha la vocazione di essere un borgo rivolto appunto al futuro, costruendo sulla propria tradizione. Mi complimento con i borghi più belli d'Italia, questa iniziativa di utilizzare il treno storico da Gemona alla stazione di Polcenigo Budoia per portare persone a vedere la Fiera dei Fest che si fa da 346 anni nella prima domenica di settembre. La nostra fiera è non solo certificata storicamente ma anche per la giornata. Perché? Semplicissimo. Perché nella Pedemontana i viticoltori venivano a comprare le ceste per fare la vendemmia. Da noi si vendemmia a settembre, non in agosto, e quindi era la giornata nella quale si rifornivano di attrezzi indispensabili per la loro attività. Evviva i borghi più belli d'Italia!